Le spille le avrei fatte più stilizzate, magari con degli svaroschi. La polemica su di me è assurda, ma l'ho seguita poco. Sono talmente raccomandata da lavorare quasi esclusivamente all'estero. Partita finisce quando arbitro fischia. Tono pacato, ma parole taglienti, quelle di Beatrice Venezzi, nominata direttrice dell'orchestra del Teatro La Fenice e che ha scatenato tra le maestranze dello stesso una vera e propria rivolta. I commenti arrivano alla presentazione della Carmen che dirigerà in programma a Pisa. Gli orchestrali in rotta con la direzione avevano chiesto a Venezia un passo indietro, ma dalla diretta interessata nessun dubbio. Chiedono un passo indietro, ma io a Venezia ancora non ci ho mai messo piede. All'estero si chiedono come mai un teatro sia in mano ai sindacati, ha detto, per poi chiudere con poche battute la questione Fenice. Dure le reazioni anche da Roma. Ci prendiamo la responsabilità di dirlo noi, a Beatrice Venezzi. L'arbitro ha già fischiato, la partita finita e le squadre sono già negli spogliatoi da un pezzo, chiosano dalla Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle. Quando un'orchestra si esprime in modo così esplicito, ciò che conta è solo il rispetto del lavoro, della professionalità e della dignità di chi tiene in vita un'istituzione culturale. Chiunque altro al suo posto avrebbe già fatto un passo indietro per tutelare il prestigio, dicono, di una delle più straordinarie istituzioni culturali del paese. Questo è accanimento.